E ti pareva, no? Ti pareva che il giudice sportivo dava la sentenza alla Juventus, che ha dato sentenza, ha dato ragione alla Juventus per il protocollo. La Juventus vince con il tavolino. Complimenti vincere con il tavolino, troppo facile. Prendete anche dei bicchieri, le posate, vi facete una cena, dato che ci siete, no? Vincere così è una cosa... Abbiamo capito, il Napoli ci aveva paura. E voi avete vinto con il tavolino perché il Napoli aveva paura. Ma il protocollo, sai dove ti metto il protocollo? O canno protocollo! Diamo precedenza al protocollo della FIGC, che è un regolamento RUBIP, e non diamo precedenza all'ASL, sì, come dite voi, della Campania, ma sempre ASL ha fermato i giocatori, ha prevenuto prima che i giocatori del Napoli andassero a giocare la partita con la Juventus, faccio ripetere, perché se i giocatori del Napoli, sì, poi sono risultati che non erano positivi, ma se erano positivi, rischiavano di contagiare anche i giocatori della Juventus. E poi che facevamo? Le tarantelle facevamo. Tanto sempre male ci passava il Napoli. O faceva quello o quell'altro, ci passava male il Napoli. Se ha deciso così, se hanno deciso così la FIGC, se il giudice ha deciso così, bene, complimenti. Pigliatevi i tavolini, i seggi, i bicchieri, posate. Vincere facile. Facile, lo sai che fa? Fa l'assicurazione facile.it. Vi piace vincere così a voi, no? Juventini, godete di questa vittoria che poi non avete vinto sul campo con il Napoli, perché voi non Napoli tenete paura, questa è la verità, la Juve del Napoli ha paura, anche voi tifosi della Juve, lo temete il Napoli, lo temete, e pigliate questa ragione, tanto il Napoli non finirà qua, perché secondo me conoscendo De Laurentiis, non è che lo conosco bene, che ci eschi insieme, visto come il nostro presidente, penso che lui si muoverà e cercherà di fare causa, cioè cercherà di portare dalla sua parte la ragione, perché il Napoli comunque è stato bloccato dall'ASL, vi ripeto, e l'ASL è molto più importante di un protocollo della FIGC che tu metti il cangop, capì? Ma che ci fai con questo protocollo, con tutte le regole che c'ha? Ma prima di tutto doveva venire l'ASL, la vogliamo finire o no? E poi ancora stavolta l'Inter c'ha 6 positivi. Ah, fa bocca tu, i 6 positivi. Cioè, ora sono venuti fuori i 6 positivi dell'Inter. Ma con chi è... Cioè, solo l'Inter ha 6 positivi. Il Milan c'ha i positivi. Quando c'è Ibrahimovic che ora torna a giocare. La vogliamo finire. Il Napoli aveva un focolaio contro, aveva tutto Genoa chi nei Covid aveva. Ma basta ragazzi, basta, cioè piate questo tavolino, compratevelo al posto di Ronaldo, vincete sta partita, siete contenti. Sempre se poi va a finire così. Se va a finire così avete vinto, dai, avete vinto, siete più forti di noi. A mangiare, a fare cena con il tavolino, con i bicchieri e che forchetti siete più forti di noi. Sul campo non lo so, sul campo siete stati forti l'anno scorso, qualche anno fa, anzi qualche anno fa Koulibaly ha fatto pure male, quest'anno non lo so se sul campo eravate più forti di noi. Io dico che non era facile battere il Napoli di questo periodo, io dico che anzi la Juventus era più facile da battere. Questo dico io. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto il video, andate da un'altra parte a guardare il video. Che faccio dice? E niente. Buona serata a tutti amici. Da Napoli l'87 è sempre Forza Napoli, sempre.